mattina il cartellone autunnale della nona edizione di Suns Europe, il Festival delle Arti in lingua minorizzata. Dal 6 al 28 ottobre in regione si alterneranno spettacoli musicali, presentazioni di libri, appuntamenti culturali che metteranno in mostra talenti e creatività volti a promuovere ed esaltare le lingue minoritarie del vecchio continente. Suns è un festival molto importante, si fa da 15 anni e permette di portare il Friuli in Europa e l'Europa in Friuli. Permette di farlo con dei biglietti da visita importanti come sono le lingue minoritarie, che assieme alle lingue ufficiali formano comunque il grande patrimonio di diversità dell'Europa, e parlarne a livello artistico usando queste lingue nelle varie arti, in particolare nella musica, permette di affermare ancora di più quelli che sono i diritti di queste lingue non solo a livello locale ma anche a livello europeo. Siamo molto contenti di questa edizione 2023 di Suns Europe perché forse più che in altri anni siamo riusciti a fare rete nel senso di creare legami non solo tra lingue e comunità diverse ma anche tra artisti che provengono da queste comunità e quindi intessere una rete che comprenda un po' tutta l'Europa, ma allo stesso tempo fare rete anche su scala locale, coinvolgendo istituzioni, amministrazioni differenti, festival anche differenti, unire il Friuli, perché proprio attraverso i nostri appuntamenti siamo riusciti quest'anno, più che gli anni scorsi, a coinvolgere un po' tutto il Friuli, dalla Carnia fino alla Bassa, dal Friuli occidentale fino al Goriziano. È un programma come sempre molto vario, molto denso. Il 6 cominceremo con USMIS, un evento che così ricorda l'importanza storica che ha avuto per l'editoria friulana quell'esperienza. Dopo, in collaborazione col Premi San Simon, organizzeremo una serata il 12 di ottobre a Codroipo. Avremo alla libreria La Tarantola il 13 la presentazione di un libro basco molto importante di Pacis Zubizarreta. Il 14, sempre alle 21, riempiremo il Teatro Giovanni da Udine, daremo prova un'altra volta della vivacità dell'arte in lingua minoritaria e della musica in lingua minoritaria, ospitando 6 gruppi di altrettante minoranze linguistiche europee.